Salutiamo a tutti! Oh, la zia Vita e lo zio Pepe, sì. Sì, se fanno conoscere già su. Questo figliolo! E come lo conosci? Zia, mangiatelo! E tu dici che l'altro non scendono mai dal cielo. E cara nipote, ancora non è toi. Una prima aveva chiesto sicura. Sai, purtroppo noi caro Angelo siamo, come ben saprai, una famiglia all'antica. Sì. E sai, siamo anche una piccicetta scantati. E papà! E tu volevi dire che sai fu deluso di tuo precedente fidanzamento, ti dà udienza, la sono. E poi io sogno la sorella di mio fratello. Bravo, mio mucchiere. E io tu vuole sempre un bel pariri. Bravo. Tu ancora non mi conosci, però avrai modo, non Sì, zia, io vi conosco, so tutto, la mia Rita me l'ha detto nelle nostre lettere telefonate, sì. telefonate? Ecco perché caro fratello paga l'assai di bolletta. Vedi che era Angelo che telefonava. Rituzza soltanto la domenica e ogni tanto. Sì, ma guarda, magari a domenica o telefono corri in Bologna. Il telefono pure e chi ha i beni? Oh, no, zia, io sono in Bologna, ma ho fatto in militare a Cosenza. Ancora che lontano che sta? lontano, Zia, il mio angelo è diverso da te. Vero? Tu a parlare solo quando ti dico io. Cari genitori e zii, non vi dovete preoccupare di nulla. E tu, papà, non c'è bisogno che mi parli solo come fatto con Marco. Io so tutto e voglio questo fidanzamento ufficiale anche domani mattina, all'orario che desiderate voi gli zii. Sì. E poi il primo nipotino che nascerà in qualsiasi momento lo chiameremo Marco. Sì. Natale. È sbagliato. E se nasce Formanella? Oh, ma c'è che malaugurio, sta a modo. Vabbè, Oh. non mi fare sediare e soprattutto non mi fare mala figura, capisci? Se no poi appena eravamo a casa sai che